Mister Chinnici, uno 0-5 che all'apparenza parla da solo, però come sempre accade le partite si decidono all'inizio, il gol all'inizio è stato fondamentale per voi. Sì, il gol all'inizio diciamo che ci ha fatto fare un altro tipo di partita, è stata una partita bellissima, combattuta, e il campo era diciamo, in condizioni che potevamo giocare tranquillamente, e siamo usciti alla grande e devo fare solo i complimenti a questi ragazzi che hanno fatto una grandissima partita, e grande merito è di loro. Da +4 a +7 con 6 partite da giocare, come cambia in meglio ovviamente il campionato del Resultano? Sì, ovviamente 7 punti sono un buon bottino di vantaggio. Adesso dobbiamo avere un turno di Coppa mercoledì e poi sabato aspettiamo il San Vito. È una di quelle squadre che ci ha battuto all'annata, quindi il nostro campionato ancora non è in una fase dove dobbiamo essere ancora più cinici. Sono orgoglioso di questi ragazzi perché durante la settimana lavoriamo benissimo. Sento dire i nomi, sì, però c'è un gruppo che lavora benissimo e sono orgoglioso di tutti, dal più piccolo al più grande, e il gesto che ha fatto oggi il capitano scendo dando la fascia al più piccolo è stato un gesto di un grande uomo che è il nostro capitano. Ecco appunto la forza di questa squadra è il gruppo, anche perché l'ambiente era caldo, l'avversario era tosto, riuscire a gestire una partita del genere anche riuscendo a dilagare nel secondo tempo è comunque simbolo del fatto che questo è un gruppo che già dall'anno scorso è sempre più forte. Sì, noi sapevamo che clima che clima ci aspettava. Il Castellaccio è una grandissima squadra allenata bene, noi dovevamo avere voglia, oggi abbiamo avuto voglia, abbiamo avuto fame, siamo stati determinanti in tutte le situazioni di gioco. Sono molto contento perché siamo stati bravi a leggere delle situazioni di gioco in cui non dovevamo affondare, dovevamo tenere la palla, abbiamo fatto una grandissima partita, il risultato dico, parla da solo.